Buongiorno. Buongiorno ragazzi, ultimo giorno a Koh Samui, Rita sta già chiudendo le valigie, Sì. io mi sto sistemando barba e capelli, ho lavorato un po', è venuto Sebastian a pulirci la piscina, domani mattina abbiamo il taxi qua fuori alle 8:30, alle 9 saremo al porto, alle 10 parte la nave. Sbarcherà a Suratani, da Suratani abbiamo un autobus che ci porterà a Phuket in 6 ore, ragazzi, 6 ore di viaggio. Stiamo ritirando tutto, vero Rita? C'è un casino ovunque, ce la dobbiamo fare. Sì, non c'è problema. Sistemiamo tutto. Valigie, ragazzi, si chiude tutto. Mezzogiorno, ragazzi, barba e capelli fatti, valigie chiuse quasi del tutto. Ci siamo presi un'oretta di sole con la Rita che continua lei imperterrita a prenderne altro. Mezzogiorno e mezzo organizziamo il pranzo. Hai ancora mezz'ora, Rita? Sì, me la godo. Brava. Buongiorno. Eccolo qua, ciao, bellissimo. Adesso ripoggiamo la GoPro, prendo una birretta, mi sa, e ci beviamo un bicchiere di birra fresca, così non la buttiamo. Domani partiamo, bisogna finire tutto. Abbiamo ancora 4 fesserie. Eccola qui, ce n'è addirittura 2, ma una ce la beviamo. Birretta. Ah, la Rita ha cambiato postazione. Fresco. Stai bene lì. Cavolo. È figo, quello non l'avevo ancora visto. Non l'avevi visto? No. Tu, non mi sfugge niente. Guarda cosa ti ho portato, la Rita. Bicchierone di birra ghiacciata. Grazie, amore. Ci Prego, sta adesso bene. la apro, mi siedo qua e ce la beviamo. Prontissimi ragazzi, andiamo immediatamente a esplorare il resto di Koh Samui. Cosa mo? Dobbiamo raggiungere Tarnin Magic Garden, un'oasi, ho visto delle foto molto belle. 5 minuti e ci siamo, forse entriamo anche un po' nella giungla, bello, vediamo un po'. Stiamo salendo parecchio, siamo in alto, forse nel punto più alto dell'isola. Change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter. Is it maybe because I never knew? Siamo arrivati ragazzi, dopo un 15 minuti di scooter ci troviamo al Magic Garden. Abbiamo pagato 100 baht a testa. Siamo veramente in un giardino magico, Rita. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you're not the one for me, then tell me now what I could do.
Ti manca il caffettino. Mi manca. Jungle Route 66. Anzi, questa è 360. 360, come la strada americana. Che passerà in mezzo alla giungla. Deve essere una bella strada, la facciamo. Ragazzi, siamo arrivati in un tempio buddista in mezzo alla giungla stupenda. Adesso il monaco qua di fronte mi fa un dono e noi lo facciamo a lui. Che gentili i buddisti e i monaci, sono gentilissimi, sono proprio pace totale. Andiamo a vedere questo Buddha. Bello questo tempio che abbiamo visto, molto bello. Adesso riscendiamo, strada pessima, ma piano piano non succede nulla. Abbiamo fatto un bel giro in mezzo ai monti, Ce l'abbiamo fatta a scendere dalla giungla, ragazzi, un casino assurdo. Adesso compriamo due cose qui da Macro, domani si parte, compriamo magari un po' di fette di pane, di prosciutto da farci, così da farci qualche paninetto per il viaggio, perché 6 ore di pullman.
Piccolissima spesa fatta così da essere un po' organizzati domani per la partenza e adesso rientriamo a casa. Sono quasi le 6. Buona serata ragazzi, non ho più filmato niente dopo il meraviglioso giro con Rita, siamo rientrati, doccetta, lavorato un po', riposati. Quel giro di stasera è stato stancante, su e monti, in cima, poi a un certo punto non frenava più manco lo scooter. Discesoni assurdi, salite idem. Vabbè, comunque poi Rita ha preparato della pasta, della carne, quello che abbiamo comprato, ceniamo, chiudiamo tutto quanto, domani mattina si parte. Alle 8:30 qua fuori. Va bene, ci aspetterà anche un taxi già prenotato. A domani. E si parte. Buongiorno a tutti amici, 6:30 del mattino. Siamo già in piedi per chiudere definitivamente le valigie, ritirare tutto, fare colazione e lasciare Samui. Buongiorno, c'è anche Rita che si prepara, che chiude tutto, dato ancora a letto, ma ci stiamo preparando. 6 del mattino, 27 gradi, 71% di umidità, così segna questo apparecchietto, anche se chissà se saranno affidabilissimi. Comunque 27 gradi di sicuro. E anche la percentuale di umidità qui in Thailandia è altina, quindi è probabile che sia corretta. Sistemo il computer, ritiro tutto in camera e ci vediamo per colazione. Si chiude l'ufficio ragazzi, a Samui si riaprirà l'ufficio a Phuket. Ritiriamo il computer, tutto in carica perché dobbiamo fare tante ore di pullman e passeremo il tempo, trascorreremo il tempo con telefoni, radioline eccetera. Eccola qui la Rita di mattina freschissima ritirando tutto. Vabbè, ma siamo già messi bene perché parte delle cose le hai fatte ieri sera. Sì, molto bene. Molto bene, facciamo colazione e aspettiamo il taxi. La nostra super colazione ragazzi, guardate quante cose buone abbiamo. Abbiamo il reggiano addirittura. Reggiano, abbiamo il prosciutto, forse spagnolo perché è serrano. Abbiamo la spremuta al 100%, abbiamo la Rita col pane caldo, grande Rita. Sentite. Buono. E poi le nostre solite uova fritte, quasi. Buon appetito, mangiamo, chiudiamo tutto, siamo pronti. Ci stiamo preparando anche i paninetti per il viaggio, prosciutto, reggiano e verdura. Buoni? Siamo strapronti per portarvi a Phuket stavolta e tutte le varie isole che ci sono intorno. È bello, e che conosciamo e che ci consigliate. Sarà bello, sì. 7 poi per ore. noi partire e viaggiare è sempre bello. Sì, chiudere le valigie e partire. Sì. Valigie già fuori, casa in ordine. Stiamo facendo l'ultimo giro di perlustrazione per vedere se abbiamo dimenticato qualcosa. Ma sembra di no, ho tolto le ultime 2 cose dal freezer, le stavamo dimenticando. Va bene. Super casa ragazzi, e se avete bisogno a Samui, qui da Sebastian, trovate una bella casa, lui gentilissimo, disponibile, bella persona. Quindi chiedetemelo se vi interessa il contatto, ok? A questo punto portiamo fuori anche la borsa, tutto il resto. Sì, tutto quanto abbiamo finito. Andiamo. Sì. Eccolo il nostro taxi, ci siamo. Perfetto orario, così andiamo al porto un'ora prima come deve essere. Buongiorno. Sembra che abbiamo preso tutto, Rita. Dicevo, ogni volta che me ne vado mi sembra di dimenticare qualcosa. Però vabbè, speriamo bene. Siamo rimasti solo una settimana, probabilmente è un'isola che merita almeno 10 giorni. Comunque qualcosina l'abbiamo vista e questo giro che stiamo facendo adesso ad esempio l'abbiamo fatto. Vi ricordate? I love Samui.
E qua c'è il porto, siamo sicuramente quasi arrivati. Siamo nell'agenzia Pantip, siamo arrivati, adesso facciamo il check-in. Compagnia Pantip, check-in fatto, adesso ci accompagna direttamente al porto. Bene ragazzi, siamo in perfetto orario, biglietti fatti, andiamo. Vieni, Dada. Ci siamo? Ok. Si sta riempendo, siamo stati tra i primi, ma adesso questa stanza, questa sala d'attesa è strapiena di gente. Alle 10 si parte, sono le 9:30, mezz'oretta, ma neanche cominceremo a imbarcarci. Aprono le porte ragazzi, ci si imbarca. Surattani, porto di Surattani. Grazie Samui e arrivederci. Rita si guarda il nostro video. Nel frattempo tutti stanno imbarcandosi. Tutti si stanno imbarcando. E ci siamo quasi. Rimossa la scaletta, chiusura della porta, si parte ragazzi. Visitato 3 isole principali, altre piccoline nelle varie escursioni, ma il viaggio continua e sarà ancora più bello perché stiamo andando a vedere i posti più famosi e più gettonati della Thailandia, quelli che si vedono nei vari social, nei documentari, tutte le isole meravigliose che troviamo vicino a Phuket. 11:05 è ora del paninetto, quelli che avete visto stamattina, con prosciutto spagnolo, reggiano e verdura, pane grigliato. Puntino Thai. Dai Rita, che ho fame, apri tutto. Ci siamo quasi, siamo partiti da qua su e siamo quasi nella provincia di Surattani. Poi dobbiamo attraversare tutta la regione. Bel viaggetto e saranno 5-6 ore di pullman. Il primo pezzo l'abbiamo fatto. Un'oretta di navigazione, adesso ne mancano 5 di pullman, è mezzogiorno, dovremmo arrivare alle 5 in punto. Vai Rita. Bagagli messi a posto. Questo pullman è pieno, ci hanno fatto riscendere, riscaricare tutte le valigie, adesso le riportiamo qua nella banchina e vediamo che succede, ci faranno salire da qualche altra parte. C'è un caldo assurdo ragazzi e siamo di nuovo qui sulla banchina ad aspettare, vediamo che cosa succede, se arriverà un altro pullman, un pulmino più piccolo. Eccolo il nuovo pullman per noi, immediatamente. Ricarichiamo le valigie. E adesso salgo anch'io, valigia caricata. Ci è andata benissimo alla fine che l'altro pullman era strapieno perché ci voleva mettere uno da una parte, uno dall'altra, ma incastrato in sedili strettissimi, pieni di gente. Invece alla fine siamo qui da soli, tutto lo spazio del mondo stiamo da Dio. E così stai bene. Si parte, finalmente. Sono le mezzogiorno e 20. Stiamo da Dio qua ragazzi, da Dio, ultima fila. Comodissimo.
4 ore e 33 siamo dall'altra parte, nella costa ovest. Si sono fermati e ci fanno comprare qualcosa. Prendo 3 panini, una bottiglia di acqua e proseguiamo il viaggio. Bene ragazzi, ci siamo aggiunti anche maionese e ketchup nei panini con pollo e si rientra. Buon appetito, Rick. Buono? Verdura, pomodoro, pollo, formaggio, salse. Poi altro? No, Ok. grazie. Buon appetito. È l'una, è presto. Però fame anch'io me lo mangio. Me lo mangio ugualmente. Io mangio tra poco. Bene, caldo caldo. Wow. Una piccola pausa ragazzi, che bello. Aiuto. Un po', andiamo, sono tutti in bagno contato. Guarda quanti piatti buoni. Guarda quanta Nutella qua. Quanti piatti buoni. Nutella. Pausa proficua, ci siamo mangiati con Dato un'anguria per 50 baht e Rita caffettino. Il panino di prima basta e avanza. Però qua c'era un sacco di roba buona, quindi dove si ferma il bus c'è tanta roba buona. Guardate, ci sarebbe il riso, la pasta, il pollo fritto, crocchette, fagiolini, guardate di tutto. Pausa fatta ragazzi, una decina di minuti, abbiamo mangiato un po' di anguria, io una banana, sgranchito un attimo le gambe, adesso risaliamo su. Nel frattempo ho conosciuto un ragazzo californiano che vive da 2 anni in Thailandia e stiamo chiacchierando. Si riparte ragazzi, un'oretta e mezzo credo manchi, ci siamo quasi. Praticamente mancherà una mezz'oretta alla destinazione finale e c'è un traffico pazzesco. Arriviamo in ritardo proprio per via del traffico, dovevamo essere alle 5 e sono già le 6:20, ma mancherà un'altra mezz'ora, arriveremo con 1 ora e un quarto di ritardo se tutto va bene. Siamo fermi ragazzi, guardate davanti se si vede qualcosa. Ho detto prima 1 ora e un quarto di ritardo, secondo me arriviamo alle 9 di stasera, cioè per fare, mancano 12 km, per fare 12 km forse ci vuole 1 ora, se non di più. Partiti stamattina alle 8:30, iniziato il nostro viaggio e alle 8 credo che arriveremo a casa. 12 ore di viaggio. Dai ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo fuori. Abbiamo già trovato il tassista e sta venendo a prenderci con la macchina. Adesso vediamo quanto ci manca per arrivare a casa. Dovrebbe esserci 36 minuti di taxi. 34 minuti, 14 km. E anche questo spostamento è fatto. Alla fine arriviamo al buio, sono le 7.
però ci siamo, mancano 5 minuti. Ce l'abbiamo fatta amici, adesso vi facciamo vedere tanti altri bei posti, promesso. Stiamo cercando di capire dove possa essere l'ingresso, non lo troviamo. Siamo di fronte al 622 come nelle indicazioni, ma non trovo la casa. Comunque la casa è questa, adesso giro la GoPro, molto piccolina però carina, pulitissima e c'è tutto. Eccola qua Rita. Pulitissima, sì. Abbiamo una piccolissima cucinetta con i piatti, bicchieri, posate, una piastra, un fornetto, un frigo, un bollitore, un tostapane, 2 padelle, è proprio giusto giusto. Rita dovrà fare i salti mortali per farci mangiare qui. Un tavolino con 3 sedie, un letto matrimoniale e un divano letto, una TV, un clima, questi piccoli li chiamiamo armadi, noi li useremo per quello, metteremo sopra le nostre cose, e un bagnetto, doccia, water e lavandino. Questa è la casa ragazzi, Proprio minimal. minimal, pagata poco e poco vale, è giusto così. No, mi piace spendere un sacco di soldi per case poi alla fine con problemi ugualmente. Sono le 8, adesso ceniamo, poi ripensiamo alla casa, a riordinare, ad aprire le valigie, ma adesso abbiamo fame ed è ora di mangiare e vediamo qua se fanno da mangiare, forse qui sì. Vediamo cosa c'è qua. Un ristorantino di fronte a casa ce l'abbiamo e questo è già positivo ragazzi, molto positivo. Spartano al massimo, ma ci ceniamo. Va bene. Dopo qualche giorno di cucina di Rita torniamo al menù e ai piatti Thai e mangiamo 3 fried rice con pollo. Bel piattone ragazzi, è arrivato, pieno di carne, riso e anche un uovo gliel'ho fatto mettere io per golosità o golosia, come si dice Rita? Vabbè, buon appetito. Buona. 280 baht. Ci è nato 7 euro in 3. Qua di fronte c'è un supermercatino, vediamo se riusciamo a comprare qualcosa per farci la colazione domani mattina, ma penso di sì. Ci compriamo l'acqua che non ne abbiamo, ci compriamo il pane, ci compriamo le uova, vediamo se troviamo altro. Abbiamo comprato giusto 2 cosette, peccato non aveva pane, non aveva altro la signora, però vabbè, domani ci organizzeremo. Si è rinfrescata, abbiamo acceso il clima prima di uscire. Adesso stiamo bene. Direi che possiamo salutarci e darci la buonanotte. Siamo svegli io dalle 5:40 mi sembra, usciti di casa alle 8:10, sono le 9:05. Adesso chiudiamo le trasmissioni, ci organizziamo un attimo e poi dormiremo. A domani amici, inizieremo a scoprire Phuket piano piano, piano piano inizieremo a capire, organizzarci, dove andare, dove contattare qualche agenzia per le escursioni, per iniziare a vedere qualche isola qua intorno, quelle più famose, vedremo. Rita, a domani. Buonanotte. Ciao.